L'antica cinta muraria di Marostica è sicuramente il volto e l'immagine di questa città che ancora una volta punta sul suo patrimonio storico e culturale in un'ottica di rilancio turistico ed economico. Nasce da qui l'accordo tra il Comune e l'Università di Bologna per un progetto di valorizzazione delle mura scaligere. Si traduce in un progetto che dà una visione per il futuro, una visione che ha il duplice scopo, quello di guardare avanti e quindi avere in modo concreto un progetto che miri a riqualificare le nostre mura e tutto complesso fortificato. E soprattutto in questo momento di difficoltà mira ad investire anche sui nostri giovani. Il Comune ha stanziato 20.000 euro che saranno destinati a finanziare borse di studio per neolaureati in architettura. Una delle cinte murarie più belle, più straordinarie che noi abbiamo e non solo nel territorio veneto, quindi credo che meritino di diventare veramente un luogo importante e forse di essere conosciute anche più di quello che sono. Il progetto di ricerca mira a sviluppare due temi in particolare: la realizzazione di punti di discesa del camminamento di ronda necessari ai fini della piena fruibilità della cinta muraria e la costruzione di una musealità diffusa. Questo è utile per far arrivare più persone a Marostica, per far girare di più i turisti e soprattutto per farli rimanere più tempo nella nostra città.